La centralità adesso è del Parlamento ed è della capacità di coinvolgere in un progetto sensato. Io sono d'accordo, l'ho detto prima, non è che basta avere la maggioranza numerica, bisogna avere la maggioranza nella convinzione, nella determinazione e via dicendo. Credo che se il governo riuscirà a dare un'accelerazione ulteriore alla propria azione e se riuscirà ad essere convincente, ci potrà essere un ulteriore allargamento, diciamo, di questa maggioranza. Però se lo deve meritare, quindi attraverso azioni veramente di rilancio, di recupero, di credibilità. Stiamo parlando di un gesto mosso anche dal senso del dovere che è stato fatto da me, Maria Rosaria Rossi, che speriamo possa innescare nelle prossime ore anche la disponibilità di altri colleghi che condividono questo appello del Presidente Conte alle forze che vengono dal mondo socialista, dal mondo popolare, dal mondo liberale, o anche singoli parlamentari che sono mossi anche da senso del dovere rispetto alla situazione. Ecco, se c'è un dato politico che si va configurando e c'è un orizzonte 2023, è chiaro che poi ciascuno rifletterà nel momento in cui verranno anche fatte delle richieste di impegno diverso.